Guardie e ladri è il film con Totò e Aldo Fabrizi nel periodo del secondo dopoguerra, ambientato a Roma, che descrive la fuga del ladro e a pochi passi la guardia che con difficoltà e allegria cerca di acciuffarlo. La scena è identica nel piazzale Aster a San Leone, con una poderosa presenza di forze dell'ordine, almeno 14, tra polizia, carabinieri, finanza, polizia provinciale e comunale. Gli uomini dello Stato ricevono prima le istruzioni dal dinamico commissario San Martino su come muoversi e poi accerchiano pian piano le migliaia di giovani che stazionano nel piazzale e si dirigono verso di loro. Un compito assai difficile e rognoso che costringe i ragazzi circondati a spostarsi da uno spazio ad un altro come nel film Guardie e ladri. La scena si ripete senza nessun risultato. Appare dunque chiaro che la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di evitare assembramenti nelle zone della movida, di far chiudere i locali entro la mezzanotte e di vietare la somministrazione di alcolici dopo le 21:30 è un provvedimento che colpisce al cuore l'economia della città, già sprofondata dalla crisi del virus, visto che gli assembramenti continueranno ad esserci ugualmente ovunque ad Agrigento, come del resto del paese, e ben oltre le 24. Fra qualche giorno, infatti, ci si potrà muovere tra regioni diverse e chi arriverà in Sicilia dovrà scaricare l'app Sicilia Sicura e inserire i dati sullo stato di salute, spostamenti ed eventuali casi di Covid in famiglia. È stata scelta questa strada dal governatore Musumeci per rendere più veloce il protocollo sanitario per i turisti. Il presidente della regione potrebbe firmare l'ordinanza che rende obbligatoria l'applicazione prevedendo una sanzione per chi non la scaricherà, anche se gli uffici legali della regione stanno studiando bene la norma. Saranno effettuati controlli della temperatura nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, come per gli alberghi, che dovranno verificare giornalmente la situazione sanitaria dei propri clienti. Ci piace sperare, e ne siamo certi, che non succederà nulla e che il virus stia pian piano fuggendo dal nostro paese come la fuga tra Totò, il truffatore, e lo Stato.